so I face the final curtain. My friend, I said clear, I stood my case, for which I'm certain. I breathe, I let it fall, I can't touch down every highway and road. Much more than this, I did it my way. Regrets I feel, but then again to future mansion. I did what I had to do, and so we threw without a chance. I planned each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I should knew when having all more than I could choose. But through it all, we never thought I always be love. I paid it all and I took all and did it my way. I laugh and cry. I had my fill, my share of sin, and now I still subside. I found it all so amusing. The things I looked at, and may I say, not in a shy. Oh no, not me. I did it my way. For once is a man, what he got. Till the 17 and to say it is, he truly feels, and only was all real. And the record shows I took it all and did it my way. Yeah, sure I took it all and did it my way. Mauro, Michele, Davide. Grazie. E Diego. C'è un pezzettino di tutti. Grazie con tutto il cuore, grazie davvero. Ci rendete Grazie. felici con questi applausi. Grazie, proprio è davvero un onore poter essere qui, ma lo dico con il cuore, davvero, poter essere applauditi con il cuore è davvero una grande fortuna, un gran privilegio. Siamo noi a ringraziare voi davvero. Grazie sul serio. Voi avrete sentito parlare, presumo, avrete sentito parlare di due grandi film. Uno è La leggenda del pianista sull'oceano, è un film del 1998 diretto da Giuseppe Tornatore. Appunto è un film che di cui possiamo vantarci per il mondo, non solo per la straordinaria colonna sonora, ma anche per il film stesso. Un altro film è Nuovo Cinema Paradiso, che è diretto da lo stesso Giuseppe Tornatore. È un film di 10 anni prima, del 1988. Tra l'altro questo vinse anche un Oscar per miglior film
miglior film straniero. Diciamo che lega questi due film, non c'è solo il regista, questo straordinario, questo diciamo così gigante del cinema, il nostro Giuseppe Tornatore, c'è anche un altro forte legame sempre diretto a una persona, a un maestro per eccellenza, per definizione. Io credo sappiate, spero, chi è il maestro che ha composto le colonne sonore? Ennio Morricone. E noi andremo a disturbare proprio il signor Ennio Morricone. Adesso cosa posso dirvi io? Vi auguro davvero di potermi lasciare trasportare dalle note che farà Davide. Se avete visto il film, cercate di rimembrare anche il film. Ascoltare queste note, queste colonne sonore, soprattutto suonate come le suona Davide, veramente un po' rivedere il film. Quindi, voglio dire, io vi auguro di poter emozionarvi come ci siamo emozionati noi tre quando l'abbiamo provata a casa sua. Lasciandoci trasportare. Bene, a voi.
Grazie mille. Avete sentito? Giusto? Avevo ragione. Guardate, io è da un po' che canticchio in giro e durante i preparativi di questo concerto penso di essermi emozionato come poche volte da quando ho iniziato a cantare, davvero, ma proprio dentro, mentre stavamo provando, mentre Davide suonava, Diego, Michele, così, veramente ho provato delle sensazioni che solo la musica può portare, davvero, perché... Quindi, è bello, insomma, proprio un'esperienza straordinaria. Bene, bando ai sentimentalismi, proseguiamo con la nostra cavalcata. Che bando ai sentimentalismi, scusa, non ho capito. No, perché... La musica è sentimento. Ma casomai controlliamoci coi sentimenti, ma la musica è sentimento. No. Perché siamo così noi quando proviamo, quando ci ritroviamo, lui dice una cosa, no. Sì, ci mettiamo proprio, come vedete, in realtà ci mettiamo in discussione, poi anzi chiediamo al maestro, lo interrompiamo, poi chiediamo al maestro Michele, facciamo così, quindi escono queste cose, insomma. La prossima cosa è stata, la prossima, diciamo così, collezione di queste canzoni, di questo grande interprete della musica italiana, è stata voluta da Michele, perché ha detto che, giustamente anche secondo me, poche volte gli si rende omaggio, o perlomeno non tante quante se lo meriterebbe, perché è veramente un grande, nonostante di statura sia basso. Le prossime canzoni non le presento come titolo, vi dico solo che sono del signor Cocciante, Riccardo Cocciante, e saranno una seguito all'altra e ve le faremo sentire proprio come le abbiamo pensate, d'accordo? Tanto tempo che devo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile,
cattivo sto uomo. Ma no, cattivo, ma no. È sempre una sorpresa sto uomo. Ma chi lo dicevi adesso spogliati? C'è qualcuno là in mezzo che lo sa. Passeggiando in bicicletta insieme a te, pedalare senza fretta la domenica mattina, e paghi una goccia di vino, ma che faccia rossa da bambina, che un fomento respirando. Mentre mi sto innamorando e il pensiero va oltre quel giardino in una casa e poi ognuno e noi. Grazie. Sciopero? Sicuro? Ah, sì. Facciamo dei piccoli pezzettini così, vi facciamo sentire tante cose. La prossima è un'altra canzone sempre di Cocciante. Tante cose devo fare prima che venga domani, e se lei già sta andando io non posso riposare, fare in modo che al risveglio non mi possa più scordare. Perché questa lunga notte non si avvela più del nero, fatti grande, dolce luna, riempi il cielo intero, e perché il suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sulle mattina come non è fatto ancora, e poi
Mauro, Davide e Diego. Adesso è il turno di Michele. Dalla sua Notre Dame de Paris, la canzone, il brano, l'aria, perché questa qui è un'aria, non una canzone, che apre il suo musical. È una storia che ha per noi Parigi nell'anno del Signore 1482, storia d'amore e di passione, e noi gli artisti senza nome della cultura e della rima la faremo rivivere da oggi all'avvenire. È questo il tempo delle cattedrali, la pietra si fa statua, musica e poesia, e tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e l'architettura. Tanti amici e tanti giorni, con le passioni secolari, l'uomo elevato le sue torri, con le sue mani popolari, con la musica e le parole, ha cantato cos'è l'amore, e come vola un ideale nei cieli del domani. È questo il tempo delle cattedrali, la pietra si fa statua, musica e poesia, e tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scultura e l'architettura. In questo tempo delle cattedrali, la pietra si fa statua, musica e poesia, e tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e l'architettura. Il tempo delle cattedrali, la pietra sarà pura come l'alietà, in mano a questi vandali e pagani che già sono qua. Questo è il giorno che verrà, oggi è il giorno che verrà. Michele Manfredi, Davide Osellame. In vostra compagnia. Naturalmente restiamo sempre in questo grande musical che ha fatto Cocciante, con la canzone che è il clou, quello che l'ha fatto conoscere. Ci cimenteremo tutti e tre, vero? Come no? Uno alla volta. Uno alla volta e poi alla fine tutti insieme. Il brano si intitola Bella. Vai Mike. La parola bella è nata insieme a lei, col suo corpo in toni pieni
e appena stringerei, ma sale su inferno stringere. Ho visto sotto la sua gonna la gita, con quale cuore riduttura non ti dà. C'è qualcuno che scaglierà la prima pietra, sia cancellato dalle facce della terra. Può essere il diavolo che passa lei, con le mie dita ai capelli che è il demonio che si è incarnato in lei e strapparmi gli occhi via da Dio. Lei che ha messo la passione e il desiderio in me, la carne sa che il paradiso è lei. C'è in me il nome di un amore che fa male, e non mi importa se divento un criminale. Lei che passa come la bellezza più romana e infonda il peso di una croce umana. Con occhio d'amore e una volta io vorrei per la sua porta il paradiso come lei mi porta via con gli occhi e la magia, e non so se stia vergine o non lo stia. C'è sotto bene la donna sua non sta, mi fa scoprire il non del non al di là. Amore adesso chiedarmi di tradire, di fare passo pochi passi dall'altare. È l'uomo vivo che potrebbe rinunciare sotto il castigo poi di chiamarsi incrociare. Un fior da viso che dice non c'è fede in me, vedrò sul porto di esperare la stelle. Ho visto sotto la sua gonna la gita, con quale cuore ancora non vedrà. C'è qualcuno che scaglierà la prima pietra, sia cancellato dalla faccia della terra. Può essere il diavolo la vita, ma sei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Di Esmeralda. E adesso un po' di sperimentazione. Sapete, alle volte quando ci troviamo, così nascono
delle idee, ci sono dei lampi di cognizione che non si comprendono se non davanti a una pagina scritta, una certa quantità di note messe sul rigo. E così a volte ritornano, io ho scritto qui, è l'esempio di come il riflusso musicale sia qualcosa di intramontabile. Schubert e Schumann sono tra i principali autori di quel genere di composizioni definite Lied, che tradotto letteralmente dal tedesco significa proprio canzone, nel vero senso più classico del romanticismo. E molte sono le ricorrenze tra i vari autori, anche attuali, su brani che qualche volta, e non a caso, viste le premesse, diventano canzoni di successo. Durante una sessione di studio che io e Davide conducemmo per studiare una raccolta di 16 lieder musicati da Schumann su versi di Heine, entrambi tedeschi, Heine era un poeta, e pubblicati a Lipsia nel 1840, Davide si soffermò, è proprio il caso di dirlo perché io sentivo che c'era qualcosa e lui insisteva. Si soffermò sul numero 5 della stessa raccolta, invitandomi a indovinare il legame con un'attualissima canzone che è stata scritta nel 2001 dai più contemporanei Zucchero con i parolieri Saggese e Vernaghi. Devo prendere perché questa roba qua io devo leggerla, è troppo bella, troppo importante, diciamo così. Prego. Ich will meine Seele tauchen in der Kelch der Lieder hinein, die soll klingen und rauchen, ein Lied von der Lichtstelle mein. Das Lied soll schauen und beben, wie der Guss von ihrem Mund, denn sie haben gegeben in wunderbar süßer Stund.
Si fanno delle cose. Quindi Schumann con Giorgia, pensate, no? Voglio dire. Con l'autore, con la penna, diciamo così, con la fantasia di Zucchero e degli altri due, non si direbbe. Proseguiamo con un altro esperimento, vero? Ah sì, questa qua è un'altra cosa ancora, è un altro di quegli esempi scovato per tra una prova e l'altra o durante qualche scambio di idee musicali, perché traffichiamo parecchio, no? Jean-Paul e Gilles Martini ha steso la melodia di Plaisir d'amour sul testo estratto da una novella di... scusate, qua ho scritto male, da una novella francese, Célestine, Nouvelle Espagnole, la terza di 6 scritte dal poeta francese Jean-Pierre Clary de Florian e correva l'anno 1785. Diverse sono state le riprese tematiche di questa melodia. Quindi Michele, scusami se ti interrompo, 1000 hai detto? 1785. Quindi come epoca cos'è? Barocca? Sì, proprio... Quindi siamo in piena epoca barocca. Sì. E appunto, come dicevo, tra le più famose ce n'era una che ho scoperto proprio